Città sempre più a misura di bicicletta. Ne parleremo il 27 e 28 marzo prossimi a Bike Forum, ospitato presso il Centro Culturale San Gaetano a Padova, dove si daranno letteralmente i numeri del fenomeno cicloturismo. Intanto andiamo a sentire dalle voci dei protagonisti di che cosa si tratta. Franco Conzato, direttore di Promex, un evento, questo Bike Forum, che caratterizza la politica di Promex, sostenibilità nel turismo. Esatto, il tema vero è proprio la parola che giustamente ha detto lei, la sostenibilità, e diciamo che tutto il settore della bicicletta ruota attorno alla sostenibilità, porta avanti però un'economia molto importante. Basti pensare a alcuni numeri che abbiamo qui noi. Noi come Regione Veneto siamo la terza regione per cicloturismo, abbiamo nella nostra regione circa 900.000 appassionati, quindi anche questo è un valore molto importante, ma cosa ancora più importante sono i numeri. In Italia vengono vendute oltre 2 milioni di biciclette, di cui 280.000 sono i bike, e da questo punto di vista è importante sottolineare che per la produzione di 1.000 biciclette all'anno si creano dai 3 ai 5 posti di lavoro, ma se sono i bike da 6 a 9 posti di lavoro. Ecco quindi un'indicazione di quanto sia importante questo settore. Inoltre, per quanto attiene le quote export della nostra dell'Italia, siamo a oltre 600 milioni di export, di cui rappresentano il 47% dell'intero PIL. Ecco, arriviamo quindi ad un fatturato, a un PIL di 1,5 miliardi. È una realtà quindi sostenibile sì, ma molto importante per l'occupazione nella nostra regione. Un progetto importante questo Bike Forum, ma anche un punto di partenza quindi. Giustamente, questo è un punto di partenza, perché da questo noi diciamo quali sono gli obiettivi. Intanto prendere coscienza di un ecosistema che abbiamo, perché veramente è un grande valore nella nostra regione. Secondo, dare dei suggerimenti, delle indicazioni ai nostri albergatori, ai tour operator, affinché possano in qualche modo intercettare un certo tipo di turismo, che è appunto quello del cicloturismo, e che è un turismo di valore, che non spreca il territorio, molto attento al territorio e con grossi collegamenti ad esempio con l'enogastronomia. Ecco, l'ambizione è che questo potrebbe diventare un appuntamento annuale sul quale portare avanti questo lavoro di squadra. Questo è un altro concetto importante. Da soli non possiamo fare niente nessuno, è importante che i media come voi, che i tour operator, che gli albergatori e i produttori di biciclette, tutti siano concordi nel promuovere questo tipo di attività. Antonio Santocono, presidente Camera di Commercio di Padova, un evento importante questo, non solo per l'industria ma anche per il turismo. Stiamo parlando di un settore che ha avuto una crescita, quello del cicloturismo, del 35% nell'ultimo anno, ma con delle crescite superiori in Austria e in Germania. Noi siamo terzi in Europa per questa crescita, ed è importante perché siamo anche nella terra delle piste ciclabili, in un momento in cui la Camera di Commercio, il sistema associativo puntano molto alla transizione ambientale, alla transizione digitale, eccetera. Questo è un tema di grande rilievo. Stiamo parlando anche di una terra dove ci sono il maggior numero di società produttrici di biciclette e anche di accessori per le biciclette, ma aziende che sono di rilevanza internazionale. Quindi a maggior ragione il nostro compito è quello di valorizzare queste cose. In questi 2 giorni metteremo a confronto le esperienze del mondo degli hotel riservati ai cicloturisti e delle agenzie che organizzano per i cicloturisti questi percorsi. E da questo confronto dovrebbero emergere linee guida nuove per sviluppare il settore ancora di più. Ludovica Casellati, un evento importante per Padova, questo Bike Forum, di che cosa si tratta? Daremo i numeri, daremo letteralmente i numeri, perché dobbiamo confortare gli imprenditori, spingerli a investire sul cicloturismo, e per fare questo abbiamo bisogno di far capire che è una grande opportunità, e solo i numeri possono appunto far cambiare idea, oppure dare una suggestione anche di fatturato, di indotto che il cicloturismo può dare. Che cosa è cambiato negli ultimi anni nella percezione della sostenibilità e del turismo green con l'uso della bicicletta? Il Covid, questa grandissima iattura, ci ha aiutato a pensare anche alla nostra salute. Per la prima volta sono aumentati i cicloturisti italiani.
Se tutte le destinazioni erano lì che si contendevano i ciclisti, i cicloturisti stranieri, oggi invece è cresciuto il numero di italiani che pedalano, ma perché hanno tirato fuori la bicicletta dal garage, perché hanno capito che pedalare è anche una questione di salute psicofisica. La Regione sta investendo molto nelle piste, negli itinerari ciclabili. Da qui ai prossimi anni quali sono i settori su cui bisogna puntare, dove bisogna migliorare l'ospitalità e le altre cose, insomma? Beh, tutto questo lo vedrete proprio al Veneto Bike Forum, perché ci sarà anche un dirigente della Regione Veneto del turismo che farà capire quali sono gli investimenti. Noi siamo messi molto bene, devo dire, in questa regione. Ci sono regioni che hanno investito molto meno, che hanno meno infrastrutture, hanno meno percorsi permanenti, quindi meno opportunità anche di accogliere da questo punto di vista cicloturisti.